Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano ragazzi, siamo su NBA 2K24 e signori, siamo nella nuova ERAS e quest'anno ci sono dei cambiamenti. Il primo è il più epocale, cominciamo dalla stagione 83-84, quindi dalla prima stagione possibile. E quindi raga ci saranno cose incredibili, sarà un NBA molto molto diversa. La seconda cosa ragazzi, non controlleremo più tutta la squadra, ma solo un giocatore, nel senso... Intanto lo possiamo dire in maniera molto categorica, Veneziano entrerà in NBA nel 2006, a 18 anni. Quindi, nato nell'88, 98, 2008, meno 2, 18. Punto. Quindi non prima del 2006 entrerà Veneziano. E io controllerò solo un giocatore. Il giocatore mio preferito è un giocatore che per me ha segnato un'epoca. In questo caso partiamo dai Boston Celtics e da Larry Bird. Ecco, quindi ragazzi sarà così, questa modalità, ho aumentato anche di 1 la difficoltà, che siamo alla penultima, non Hall of Fame ma quella prima, quindi so cazzi, però voglio rendere la sfida più difficile e soprattutto cercherò di ridurre al minimo le modifiche comendiane, perché come insomma si è visto nella serie di NBA 2K23, ho cercato sempre di creare le dinastie reali, diciamo, quindi di creare i San Antonio di Parker, Ginobili e Duncan, i Golden State di Curry, i Lakers di Bryant e Shaquille O'Neal. In questa qua invece cercherò proprio di ridurre al minimo tutto, proprio per far sì che sia tutto diverso, nel senso insomma le stagioni non devono essere uguali a quelle reali come ho fatto l'altro anno, perché era la novità, volevo vedere questa cosa. Questa volta invece sarà tutto random, nel senso se Jordan al draft andrà a Houston, cazzi di Jordan è a Houston, cioè tutto diverso. Buono raga, allora cominciamo con i Boston Celtics, la prima partita la vediamo e io sono solo però con Larry Bird ovviamente. Vediamo quanti anni stare, diciamo che in linea di massima vorrei fare Bird e poi vediamo. Diciamo che di questa generazione sicuramente Larry è proprio il mio preferito. Si parte con la prima stagione, gioca partita, vorrei aver scelto bene. Siamo contro i Pistons di Isaiah Thomas, Vinnie Johnson, Kelly, Cliff e Lambert. Vai! Inizia la partita. Welcome everybody to the day Ciao. we've all been looking forward to. The start of a new NBA season on 2K Sports. In this game, we'll see the Detroit Pistons going up against the Boston Celtics. Along with Mike Fratello and Clark Kellogg, this is Kevin Harlan. And we've got David Aldridge reporting in from the sidelines. Si comincia ragazzi. In linea di massima la prima partita la facciamo vedere ogni stagione. Poi chiaramente non sarà come l'altro anno, ma cominciamo a simulare la regular season per andare direttamente ai playoff. E comincia la stagione 83-84. I gotta know about you, but after all these seasons, opening day still gives me a great jolt. And I get a jolt also, Kevin, just like you, because it's the start. No, aspetta, però, attenzione. Visuale. No. Aspetta. All'alto, metà campo, in campo, laterale, lato. Sarà questa? Part of something special. You never know how it's going to play out, but you do know it'll be magnificent to watch. Ho solo un personaggio stavolta, sarà dura. Johnson up top. He's guarded by Johnson. Shot clock at 5. The Pistons need to get off a shot here. Thomas. No good that time. Okay. Excellent defense there from Henderson. Guarda storia con un giocatore. Here's Maxwell. An easy 2 points on the layup. The floor general leadership of Johnson, outstanding at realizing when a teammate is open. And so it's Johnson who brings the ball up for the Pistons. Thomas finds Johnson. Pistons passing it around. Pass to Tripucka. That's good. And it's Thomas picking up the assist. This is how confident Tripucka is. Ready to fire as soon as he catches it.
just over a minute played here in the start of the game. From the wing, they grab their own miss. Here's Maxwell. Second chance shot. And here's Bird. He kicks to Henderson. Out of bounds. Detroit takes possession. Adesso bisogna vedere come andiamo perché è dura con un giocatore. And we're about a minute and a half into the first quarter. Thomas with it. Passes it to Tripucka. Trains it from 17 feet out. Tripucka's got his second basket of the night. Look at the touch on Tripucka's jumper. He puts just enough power behind it. Johnson, the pass to Henderson. He dishes it to Bird. Back to Henderson. Now the pass to Maxwell. Henderson outside. 4 on the clock. Pass to Bird. Yes. The baseline jumper goes down. Well, I'll tell you what, Henderson can be an effective dime dropper, like when a guy is that open. Johnson outside. Pass to Tripucka. Thomas against Henderson. Johnson surveying the floor. Over Bird. Again, the Pistons good for 2. He saw his opportunity and went right into attack mode. He'll take those mid-range openings whenever they're presented. And to see him doing it at the start of the game is very encouraging for his team. Now here's Parrish. And it's Parrish finishing it off. Parrish cleaning it up for his team, using his length to protect the play and get them the basket. And so Thomas will bring it up for the Detroit Pistons. Out to the wing. Stolen by Parrish. Johnson outside. Three-pointer. No, Bird. sbagliato, fa un'altra cosa, scusa. Lambier with the rebound. Pistons have gone 3 of 4 from the field to start out the game. Poke loose. First quarter of action, just under 3.5 minutes played. Thomas kicks to Lambier. Never afraid of getting physical out there. Lambier loves going at the defense and earning the foul. The Pistons shooting their first free throws of this game. And the first one drops. And so Lambier nails both of them. Well, he's certainly been on target with the free throws. Such an advantage when your bigs can knock them down from the line. Back to Henderson. Passes it to Bird. Makes no mistake on the open jump shot. Look at Bird, showing off the catch and shoot ability. Bird's gone 50% so far. 2 of 4 shooting. The pass to Tripucka. Outside Thomas. Tripucka passes to Johnson. Shot clock at 6. Pass to Livingston. Good on the bucket. This is why they feed Livingston inside, because he's talented at finding ways to capitalize. The Celtics have gone 4 of 7 from the field, shooting over 50%. Bird passes to Parrish. Rebounded by Lambier. The Pistons lead it. Johnson inside. He's guarded by Johnson. Count that one. Tripucka's got 6. Look at Tripucka using his frame to get into good, solid position. Bird outside to the middle. Here's Parrish. Good. And it's Bird picking up the assist. Attacking in the painted area. Clearly, that was their game plan coming in. Stolen by Bird. The rebound by Johnson. It's not get much easier than that, but somehow he came up empty there. Right side, Thomas. Rebounded by the Celtics. Well, there wasn't much there in terms of defensive pressure. I'm sure he'd like another crack at that shot. Maxwell kicks to Bird. Henderson outside. Lock at 6. Fires from deep. No, male. And it's Bird missing.
The Pistons have gone 5 of 7 today so far. Nice shooting to get this game underway. Johnson's shot is off. Boston trailing. Some nice ball movement here by the Celtics. And now the fast break. Thomas with the ball. That's in for the... Ok. Male, male, male. Devo prendere molto la mano, ragazzi. E perdiamo anche la prima, ragazzi. Detroit ci ha battuto alla prima al Delta Palace. Ok, ragazzi, ci vediamo come al solito dopo la regular season e vediamo cosa combiniamo. Ho messo anche il morale, altre robe, proprio per cambiare tutti, diciamo, i punti allenatore, cosine nuove per cercare di rendere l'esperienza diversa. Ci becchiamo dopo la regular season. Ragazzi, siamo all'ultima partita, stagione devastante, siamo a 73-8, io non so cosa dire. Sono riuscito a fare uno scambio e mi sono portato a casa il playmaker Ricky Green, quindi non male, però lo squadrone è veramente incredibile. Boston ha tutto per sfondare classifiche NBA. Che stiamo dominando dall'altra parte, domina ovviamente LA, però noi abbiamo un dominio devastante, ragazzi. Andiamo all'ultimo. Ragazzi, e il nostro Larry Bird è già MVP, incredibile, è già MVP della stagione, perfetto. Andiamo a vedere gli altri risultati. Ralph Sampson la matricola, Kevin McHale sesto uomo, Ralph difensore, Lasal Thompson, non li conosco tutti di questi anni, giocatore più migliorato, KJ Jones, allenatore nostro ovviamente, e Sidney Manning, amministratore e godo. Ora Julius Irving, che giocatori, ragazzi. E andiamo ai playoff, raga. Simula con Simcast. E vediamo. Regular season devastante. Vediamo, speriamo sia così anche. Dovremo farcela teoricamente e vinciamo gara 1. Anzi, ovviamente ho scelto una delle squadre più forti insieme a Los Angeles, quindi ci sta. Subito il nostro Larry Bird. Attenzione, però già la seconda partita la stiamo un po' rischiando. Però dovremmo esserci. Un attimo, piano partita. Ok, perfetto. 2-0 contro Atlanta. Ok. Vediamo cosa combiniamo ad Atlanta, ragazzi. Però d'altronde una squadra che ha fatto una regular season del genere mi aspetta la finale, sinceramente. Ok. Dominio assoluto, andiamo contro i New Jersey Nets, madonna che l'ho. LA passa, Dallas, Denver, Utah, Pistons, Philadelphia, New Jersey, ok. Chicago non si vede. Ok. Voglio fare proprio una dinastia con i Boston e con Bird devastante, ragazzi, Così sarà ancora la squadra meme, LA. Attenzione, New Jersey parte bene. E se la vinciamo anche questa, mamma mia. Anche Los Angeles sta dominando, chiaramente non è NBA dove c'hanno due squadre fortissime, le altre un po' meno, e si vede. Però attenzione. Gioca, proviamo. Vediamo se riusciamo a ribaltarla. Dovrebbe essere una sconfitta ai playoff. Austin with the ball. It's a 14-point game. Bird passes to McHale. King with the steal.
Here's Birdsong, headed by Green. Birdsong, good. Looking to stretch this lead out even further, going right after his shot. And the defense continues to not be up to the challenge. Green kicks to Bird. Back to Green. Errore però. Oddio. Perché ce li ho tutti? Non capisco perché devo dimodificare 3 cose. Back to Bird. Off target from three-point range. You know, normally he sinks those threes. Nice. No, però devo uscire un attimo, scusate ragazzi. Perché non è corretto così. Allora, opzioni, postazioni, posizioni. Sì, vedi. Larry Bird. Ok. Bene. Insomma, la vinciamo. Mi dispiace, ma che cacchio, non capisco perché sto vaneggio. Adesso stiamo dominando. Mi dispiace per gli eserciti. Ok. Ok, perfetto, siamo alle finali. Adesso, visto che l'altro anno abbiamo cominciato molto più lenti giocando anche la regular season così, quest'anno dalle finali di conference giochiamo i primi minuti e dopo gli ultimi delle partite. Los Angeles è in finale anche Los Angeles, perfetto. Ok, LA, Denver, Boston, Detroit. Vai. Perfetto. For these two teams, Siamo alle finali di conference, ragazzi, sono 83-84. to go. The battle for the Eastern Conference continues. Game 1 of the conference finals. Tonight, we'll see the Boston Celtics as they play against the Detroit Pistons. With Mike Fratello and Clark Kellogg, I'm Kevin Harlan. And we've got David Aldridge reporting in from the sidelines. Vai ragazzi. Questa gara 1 delle finali di conference tra Pistons e Boston. Vai raga. And it's the Pistons to start out. So the first quarter now underway as we begin the Eastern Conference Finals. Passes it to Tripucka. Johnson kicks to Thomas. Siamo attenti che Detroit è una squadra cazzuta. Just 4 to shoot. And he hits it just before the shot clock expires. A competitor every moment he's on the floor. Thomas not allowing an empty possession there. Three-pointer, Bird, good on the three-point shot. You do not want to let him get in the rhythm from out there. And here are the Pistons. And the foul called on Larry Bird. That's his first foul. Devo risparmiarmelo questo. And here is Johnson. Livingston, the pass to Thomas. Johnson outside. Back to Thomas. Stolen by Bird. Clever, crafty defense. He saw that pass coming before it was even... Scusate un attimo. Così c'ho anche la copertina, ce la facciamo insieme. Magari lo trovo. Eccolo qua. Riusciamo a fare in modo... aspetta un attimo. Eccolo qua, raga, eccolo qua. Io vorrei però nascondere. No, scusate. Eccoci qua, raga. Questa è la copertina della prima
del primo video. The floor general leadership of Johnson, outstanding at realizing what a teammate is open. Bird kicks to Johnson. Bird, the pass to Parrish, and it's Parrish with the jam. Creating offense through working hard on defense. E abbiamo anche aumentato il livello di difficoltà, signori, ma Larry Bird è già devastante. Yeah, you see the tenacity from them on both ends. Impressive sequence. And so it's Detroit with the ball, following the bucket by the Celtics. Here's Livingston. He's guarded by Maxwell. To halt the run, rebounded by the Celtics. And usually, you can count on him to convert there. The D did just enough to throw him off. Johnson. And the first shot of the night for him, no good. Errore qua. Johnson down low. Parrish is there. A shot by Johnson, no good. Johnson, the pass to Maxwell. It's not going to go for him. Nice D from Lane Beer. Ball to Tripucka. No one near him. Parrish grabs the board. Non è partita bene però Detroit, Had a little frustration and didn't get it to drop. Inside. And that one clearly a foul. Gets the whistle and 2 shots coming up. To go along with his length, Parrish is an efficient scorer with a variety of moves. The Celtics shooting their first free throws of the game on this trip to the line. He's off on the second. The Pistons have gone just 1 of 4 to get this game started. Shoots off the step back. Thomas gets the bucket. You know, even if they anticipated the step back coming, the defense didn't offer a ton of resistance. And here's Green. He'll bring it up for Boston. 4-point game. Johnson outside. Green kicks to Bird. Puts it up from 15. Good. Great play by Green to set it up. Bird's got his third basket of the night right there. Thomas dishes to Johnson. Sulle palle, non so, come un jersey net al draft pescano Veneziano, devo andare defended by Bird. Here's Livingston. Bird pulls it in. Celtics on offense. They're on a 10-2 run here. Green finds Bird. Nice ball movement by Boston. Green, the pass to Maxwell. A shot off that time. Another shot. Fades. Detroit with the rebound. And we're just over 3.5 minutes into the first quarter. Here's Thomas. Here's Lambier. Outside Thomas. A second chance effort. Doesn't get it to drop for him. That's a quality shot right there. It just didn't fall for him. Hey, they don't all end in scores. Great execution, and they're happy that they had that kind of a chance. Over in the corner, Green. Parrish against Lambier. 6 to shoot. Johnson, the pass to Bird. Back to Johnson. Attacco qua di Boston. Si è visto. Out of bounds. Detroit takes possession. Attacco di Boston. Pistons trail by 6. Coach, a tough stretch for this offense. I'd say they need to get back to what they do best. Right now, that's a question mark. A big question mark. Look at the touch on Tripucka's jumper. He puts just enough power behind it. Bird, the pass to Johnson. Here's Maxwell. Pass to Bird. Vai Larry. No block shot. Lays it up and banks it in. Bird's got 9. We know Bird can shoot it. But what makes Larry an elite offensive force is his ability to score from anywhere. He trains the quick shot. Boy, at the offensive end, his game is so impressive. I mean, he's a threat every time up the floor. On the wing, Bird. And the pass to Maxwell. Detroit with the rebound. Livingston's got his 4th rebound in this one. Tripucka passes to Johnson. Good D by Johnson. Solid defensive effort. Putting in the work to protect the hoop and disrupt his shot. Outside, Green. Johnson up top. Bird dishes to Green. Back to Bird.
They double team Bird. Bellissimo, raddoppio e ciao. And he jams it with authority. There's the peripheral vision. Vai. Li stiamo asfaltando. Mamma mia, Detroit non esiste, signori. Massacrati. Massacrati, raga. Boh, allora ragazzi, un saluto del Comandante Veneziano. È partita la nuova modalità ERAS e questa volta è particolare. Un solo giocatore per una dinastia devastante. Cominciamo da Bird e poi chissà, MJ, Allen Iverson, Shaquille, Kobe, Veneziano sicuramente, Charles, tutto da vedere. Raga, un saluto dal Comandante Veneziano. Ciao!